Truffati dalle banche, le associazioni che hanno votato sì all'accordo di Palazzo Chigi attaccano i due gruppi contrari e si dicono pronti alla piazza. Intanto il governatore Zaia si faccia quel decreto in tempi rapidi. Smantellata dalla polizia a Pordenone una banda che faceva entrare clandestinamente africani nel nord-est, un indagato anche nella Marca. Caso TBC a Motta di Livenza, i risultati degli ultimi test di Mantù negativi, tutti gli studenti di seconda media analizzati. Si barrica in casa e minaccia il suicidio a Vittorio Veneto, la freddezza di un carabiniere evita il dramma. Inaugurata oggi all'ospedale Cafoncello di Treviso la nuova oncoematologia, presentati anche il polo ambulatoriale della Breast Unit e numerose apparecchiature di ultima generazione. Nervesa della battaglia, set per un giorno della serie di Paolo Sorrentino The New Pope, blindato il set sul Piave, residenti fieri che il loro territorio faccia da sfondo a una produzione prestigiosa. Stasera alle 21:15 torna 40 la trasmissione che ripercorre la storia di Antenna 3, tra i temi tra gli altri anche le vicissitudini del teatro comunale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano ancora la tensione attorno al fondo risparmiatori, soprattutto dopo i dati pubblicati sul DEF, il documento Economia e Finanza. Sentiamo. Il teatro dell'assurdo, il DEF dà i numeri e sono numerini. Per il fondo indennizzo delle vittime del crack delle banche popolari ci sono 75 milioni di euro quest'anno, 325 milioni il prossimo e 425 nel 2021. E siccome la politica è un'opinione ma la matematica no, la somma fa 825 milioni di euro, che non è esattamente il 1,5 miliardi promesso, giurato e assicurato dal governo. Che fine hanno fatto i 675 milioni che mancano all'appello? I risparmiatori si innervosiscono, la pagina 128 del documento Economia e Finanza diventa virale, la questione è sempre più incandescente, ma il sottosegretario Massimo Bitonci butta acqua sul fuoco. È logico che più tardi e più in ritardo arriva il decreto, meno possibilità c'è di effettuare la maggior parte dei pagamenti nell'anno 2018 e quindi la programmazione corretta è stata una parte nel 2018, 2019, 20 e 21, quindi 1,5 miliardi rimane. Le cifre che appaiono sul DEF sarebbero solo una previsione di cassa. Il vero problema però è che al di là dei tecnicismi il rubinetto dei risarcimenti resta congelato. Il Premier non più tardi di 5 giorni fa ha convocato a Roma le associazioni proponendo un accordo messo ai voti e promosso da 17 associazioni su 19, una maggioranza quasi unanime. E allora perché Di Maio continuerebbe a sostenere che se non sono d'accordo tutte le associazioni non se ne fa nulla? Per il Movimento 5 Stelle, le due associazioni che si sono opposte all'accordo hanno forse il diritto di veto? In tal caso una minoranza terrebbe in scacco tutti i risparmiatori che non la prendono bene. Sappiate che da questa sera c'è uno stato d'allarme generale di tutti i risparmiatori. Le associazioni si preparano a scendere in piazza, 17 su 19 spingono perché l'accordo proposto dal governo diventi operativo così come previsto, risarcendo senza arbitrato chi abbia un reddito fino a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Settimana prossima dovrebbe andare la modifica della norma primaria, quindi quella che è iscritta in legge di bilancio, per recepire quelle che sono state le indicazioni della Commissione europea. Noi abbiamo calcolato che quasi il 90% dei risparmiatori potranno avere un ristoro immediato. E sulla questione del fondo per i risparmiatori è intervenuto oggi il presidente del Veneto Zaia, sentiamo. C'è chi fra i truffati chiede un suo intervento. Ma guardi, io lo faccio quotidiano nel chiedere quando verrà fatto questo decreto e soprattutto che sia in linea con le aspettative
di tutti coloro che hanno perso tutto, sono 205.000 in Veneto. Spero vivamente, visto anche considerato che c'era una tornata elettorale, che ci sia velocissimamente il decreto, perché il decreto comunque dà risposta e il mantenimento degli impegni. Decreto però che si può fare perché questo governo, questo è bene che lo ricordiamo a beneficio del governo, ha stanziato più di 1 miliardata di euro a favore dei truffati. TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza, tutti negativi, test di Mantù eseguiti martedì scorso su 79 alunni di seconda media che hanno quindi lasciato la scuola nel 2017 e 14 operatori scolastici, lo comunica l'ULS 2 precisando che lunedì saranno effettuate 5 letture di recupero di ragazzi che non si erano presentati martedì. In questo fine settimana poi saranno effettuati ulteriori approfondimenti diagnostici su alcuni conoscenti della maestra dalla quale si presume sia partita l'infezione e che con lei in recenti occasioni hanno avuto dei contatti stretti. La negatività dei test di oggi sui ragazzini di seconda media consente di concludere l'estensione degli esami in ambito scolastico. E continuiamo a parlare di sanità perché è stata inaugurata oggi all'ospedale Cafoncello di Treviso la nuova oncoematologia. Sentiamo. 5 milioni di euro di investimento complessivo e una rivoluzione attesa al Cafoncello di Treviso dopo mesi di richieste non prive di polemiche da parte dei pazienti. Il nuovo reparto di oncologia accorpato a ematologia nel corpo centrale del nosocomio è realtà e questa non è l'unica novità in ospedale. Da oggi è rinnovato anche il polo ambulatoriale di chirurgia senologica e in altri reparti sono arrivate nuove apparecchiature di ultima generazione recentemente acquistate. Perché potremmo dire fra 2 anni abbiamo un nuovo ospedale, ci fermiamo e stiamo a guardare, ma siccome abbiamo bravissimi professionisti noi abbiamo bisogno di investire in tecnologie per dare loro la possibilità di lavorare meglio. L'ematologia di Treviso si arricchisce di 4 posti letto in un totale di 16 posti di degenza e di un nuovo day hospital molto più ampio e funzionale rispetto all'attuale, con l'obiettivo di far fronte alle richieste dei sempre più numerosi pazienti affetti da malattie del sangue. Questo comporterà migliore sintonia con gli altri specialisti, possibilità di avere subito prestazioni tipo TAC, ecografie. Al secondo piano del Cafoncello sarà attivato il polo ambulatoriale di chirurgia senologica con lo scopo di offrire alle donne affette da tumore al seno una sede più accogliente dotata di una sala d'attesa e 3 ambulatori dedicati. La neurochirurgia di Treviso ha acquisito prima nel Veneto e terza in Italia il microscopio robotizzato che rappresenta il sistema più avanzato per la visualizzazione robotizzata in microchirurgia. Questo strumento è completamente nuovo rispetto a tutti i microscopi operatori che ci sono stati finora ed è la base per quelle che saranno le prossime evoluzioni per almeno 15-20 anni. L'apparecchio angiografico biplanare di ultima generazione installato a dicembre nell'unità operativa di neuroradiologia diagnostica ed intervennistica del Cafoncello è un gioiello tecnologico del valore di quasi 1 milione di euro. Attualmente riusciamo a navigare all'interno delle arterie del cervello su arterie molto piccole di 1-2 mm con dei microcateteri per ottenere anche la cura di malformazioni vascolari che dovevano essere suscettibili di un intervento chirurgico tradizionale. Operazione contro l'immigrazione clandestina della polizia di Pordenone che ha smantellato un gruppo criminale dedito all'introduzione illegale di cittadini africani previa falsificazione di documenti. Un traffico di esseri umani riservato questa volta a chi poteva permettersi un viaggio in aereo. Era gestito da un ghanese residente regolarmente a Pordenone. L'uomo è stato arrestato mentre altri 4 ghanesi, uno dei quali residente a Gaiarine, sono indagati a piede libero. Il gruppo faceva entrare in Italia connazionali privi dei requisiti di ingresso, falsificando i documenti di viaggio con un tariffario pari a 6.000 euro, escluse le spese di viaggio aereo, pagamenti illeciti che venivano effettuati tramite i circuiti internazionali di transfer money, somme autoriciclate in Ghana attraverso investimenti immobiliari.
Una legge che crea più problemi di quelli che doveva risolvere, e così il procuratore di Treviso sulla legge sull'omicidio stradale al convegno che introduce il terzo weekend sulla sicurezza stradale. Intanto dai dati si rileva che la nuova emergenza è l'uso del cellulare alla guida. Ecco cosa succede. A 27, Galleria Cave, l'impatto dell'auto con lo scooter è devastante. Il conducente era al telefono, non c'è cenno di frenata, come non si accendono nemmeno gli stop di quest'auto finita contro il muro, ed anche in questo caso il guidatore stava chattando. È l'uso dello smartphone, la vera nuova emergenza sulle strade. Il fenomeno è completamente dilagante in questo momento, c'è un vero e proprio allarme incidentale per quanto riguarda la distrazione da smartphone, e su questo dobbiamo intervenire in maniera decisa e al più presto. E se il nuovo codice della strada, che dovrebbe arrivare in aula a Montecitorio il mese prossimo, prevede un inasprimento delle sanzioni per chi usa lo smartphone alla guida, accogliendo le richieste anche proprio della polizia stradale, la legge sull'omicidio stradale, entrata in vigore a marzo del 2016, non solo non produce i risultati sperati, ma sta creando più problemi di quelli che voleva risolvere. Le parole sono del procuratore Dalla Costa al convegno sulla sicurezza stradale a Palazzo dei 300 a Treviso. Dall'incostituzionalità della parte relativa alle sanzioni accessorie, ai reati perseguibili a querela di parte, sono rimasti fuori quelli di lesioni stradali, al periodo tra la vecchia e la nuova legge. Tutta una serie di problematiche che il legislatore, come sempre più spesso accade, non tiene in considerazione, perché non tiene in considerazione quale sarà l'impatto della nuova normativa sulla vecchia, non si pone problemi di compatibilità delle normative, quelle nuove con le vecchie, e tutto questo crea momenti di tensione nelle aule giudiziarie. Davanti agli studenti di 3 istituti trevigiani, con video e toccanti testimonianze, si è parlato di sicurezza stradale e di prevenzione. Molto fanno le forze dell'ordine con i controlli, ma non basta. È chiaro che più risorse si hanno, più si investe in sicurezza anche da questo punto di vista, però torno a dire molto è legato anche al discorso dell'educazione. Io credo che in questa materia la repressione sì è importante, come in tutti i casi, però lascia sempre l'amaro in bocca. Veramente qui si tratta di fare prevenzione, di evitare che queste cose succedano, perché veramente a volte basta poco. Si barrica in casa minacciando il suicidio con un coltello da cucina, in preda all'alcol e agli psicofarmaci, ma la freddezza di un maresciallo dei carabinieri ha consentito di evitare la tragedia. È successo oggi poco dopo le 12 a Cozzuolo di Vittorio Veneto. Un gesto drammatico di un 52enne ha fatto scattare l'allarme e l'intervento del maresciallo, negoziatore del comando provinciale dei carabinieri di Treviso, che dopo 2 ore ha convinto l'uomo a desistere e a farsi ricoverare all'ospedale di Conegliano. Elezioni europee, formalizzata la lista del Partito Democratico, in corsa 2 trevigiani, Antonio Calò, che ha accolto in casa sua 6 migranti, e l'ex senatrice di Montebelluna Laura Puppato. Democratico e Siamo Europei di Carlo Calenda, prima lista chiusa ufficialmente in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 26 maggio. Calenda capolista, 4 veneti nei 15, l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati, quarto dell'elenco, all'8° posto il trevigiano Antonio Silvio Calò, l'insegnante di liceo che ha aperto la sua casa a 6 migranti ed è stato per questo insignito del titolo di cittadino europeo del 2018. L'immigrazione, tema che l'Europa deve affrontare, dice, vista anche la crisi in corso in Libia, che rischia di far ricominciare gli sbarchi sulle coste italiane. E allora a quel punto potrebbe diventare strumentale proprio questa cosa, e diventerebbe strumentale nelle mani di alcuni partiti del governo attuale in funzione di una proprio elettorale. Questo sarebbe tristissimo, perché vuol dire sulla pelle di queste persone, perché diciamocelo apertamente, sulla pelle di queste persone noi giocheremo una partita addirittura italiana ma anche europea. La vicentina Alessandra Moretti, consigliera regionale, occupa l'11ª posizione, 15ª l'ex sindaco di Montebelluna ed ex senatrice Laura Puppato, non nuova allo scenario europeo, che analizza una sfida complessa visto l'ampio bacino a cui si dovranno attingere le preferenze: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. I sondaggi oggi, o comunque insomma le ipotesi di lavoro ci danno intorno al 20, 21, 22%, e quindi probabilmente con soli 3 candidati che diventeranno nuovi parlamentari, europarlamentari.
ma forse questa è proprio la dimostrazione dell'amore che provo nei confronti di questa terra e di questo partito. Per cui penso che farò la mia sfida, la mia battaglia come è giusto, facendo conoscere l'importanza di esserci in Europa. Tanti mi hanno detto forza, complimenti, auguri. Bene, io gli ho detto lavoriamo insieme perché non c'è un'altra possibilità, c'è solo quella oggi di fare un voto consapevole e responsabile. Tappa trevigiana per l'ambasciatore di Israele in Italia, nuove collaborazioni in campo turistico ed economico al centro dell'incontro con il sindaco di Treviso. La città è sempre meravigliosa, abbiamo un dialogo per creare un'opportunità, specialmente in modo economici. Tappa trevigiana per l'ambasciatore di Israele in Italia, Ofer Sachs, che ha incontrato sindaco, giunta, il sottosegretario all'agricoltura e l'assessore regionale al turismo per gettare le basi di una futura collaborazione tra i due paesi. Abbiamo parlato affari turistici, agricoltura e sicuramente anche il modo della salute. Una visita blindatissima per comprensibili ragioni di sicurezza, che ha avuto al centro la discussione delle nuove sfide per Israele, aprendo a nuove ipotesi di collaborazioni nel campo del turismo e delle imprese, soprattutto per quanto riguarda i dispositivi biomedici con il Veneto ed in particolare con Treviso, seconda provincia in Italia per le esportazioni in Israele. È un'opportunità importante perché facciamo vedere le bellezze e le caratteristiche della nostra città, del nostro territorio al mondo. Abbiamo cominciato con questa visita che ci lusinga dell'ambasciatore di Israele. L'obiettivo è quello di creare un ponte di collaborazione sia culturale sia tecnologico. Restate con noi, subito dopo la pubblicità andremo a Nervesa, set oggi della serie The New Pope del premio Oscar Paolo Sorrentino. A tra poco. Rieccoci in studio con il telegiornale di Treviso. A Nervesa, ora set per un giorno della serie di Paolo Sorrentino, The New Pope, blindato il set sul Piave, protagonista della scena oggi non Jude Law ma John Malkovich. Orgogliosi i residenti, vediamo. Dobbiamo ancora vedere qualcosa, sinceramente, sono tutti quanti nascosti, niente, aspettiamo. Siamo qua. Anche Sorrentino non sarebbe male, ma non penso che venga a mangiare da queste parti, quindi aspettiamo. Chi aspettava questo piccolo grande evento, chi invece neanche se n'era accorto. D'altro canto, quello della nuova serie The New Pope del premio Oscar Paolo Sorrentino, protagonista Jude Law, qui a Nervesa è un set fantasma. Comparse le 400 selezionate al Continental, convocate alle 6 del mattino. Trucco e costumi all'ex scuola in centro, poi in pullman fino al Piave, poco lontano dal campo di volo. A segnalarlo un cartello e poco altro. Divieto assoluto di accesso, con tanto di alpini e polizia locale a garantire la privacy. Disagi ridotti al minimo e di certo compensati dal momento di notorietà di cui godranno questi paesaggi. Ben venga, penso che sia una cosa che fa piacere, penso anche sulle zone del Montello nostre qua, che abbiamo un po' di importanza, non solo le grandi città, no? È un avvenimento, un film bello, anche che non crea problemi, disagio a nessuno, ben venga, insomma, ecco. Fa piacere, fa molto piacere, perché così si conosce anche questi posti qua che sono un po', dico io, non conosciuti, dunque è importante anche questo. Ritengo che questo sia un posto molto bello, anche se ha poche cose, ma è bellissimo, basta vedere, non guardare, vedere bene. Scena dall'ambientazione invernale, quella prevista a Nervesa, l'area brulla del greto del fiume si prestava e il cielo ancor di più. Set top secret, curiosi tenuti alla larga, dal pomeriggio tutto finito. In cambio Nervesa incassa un'indiretta promozione del suo territorio, anche se c'è chi pensa che... Beh, credo di sì, diciamo, anche se il Prosecco fa già la sua parte, te capisci? A Vittorio Veneto ora, dove domani sarà inaugurata la nuova sede degli Alpini, una storia iniziata 7 anni fa. La nuova casa della Protezione Civile degli Alpini di Vittorio Veneto è l'ex magazzino della stazione centrale.
Sabato il taglio del nastro che sancisce la fine di un percorso iniziato 7 anni fa. Un'opera attesa, anche perché ahimè gli eventi anche recenti, pensiamo al 29-30 ottobre scorso, impongono ormai una attenzione sempre maggiore nei confronti della situazione ambientale, e il fatto che la Protezione Civile ANA abbia per la prima volta a Vittorio Veneto una sede è una cosa che rassicura in qualche modo anche la città intera. L'inaugurazione in concomitanza con l'anniversario dei 140 anni dall'attivazione della strada ferrata per la città della Vittoria, che gli alpini ricorderanno utilizzando un treno storico per raggiungere la nuova sede. Un recupero di un locale che era ormai abbandonato, peraltro anche pericoloso, un recupero quindi molto fruttuoso, molto bello, che ha rispettato le caratteristiche dell'edificio ma che si rende funzionale proprio per la nostra attività. Una grande soddisfazione per le 3.000 penne nere della locale sezione. Adesso riusciamo con questo progetto a riunire il tutto, peraltro anche vicinissimi di Rimpetai alla sede sezionale, in un luogo molto fruibile, pratico, comodo anche come viabilità, ai margini quindi proprio della città e di pronto e rapido anche intervento quando necessita, ed è questo proprio la mission della Protezione Civile. L'importanza di non perdere il treno della rivoluzione digitale, Assindustria Veneto Centro ha voluto parlarne in un incontro a Padova. Vediamo. In un territorio vocato all'innovazione, la rivoluzione digitale va cavalcata anche dalle aziende più piccole e da quelle più tradizionali. A Padova, a Palazzo della Ragione, Assindustria Veneto Centro ha chiamato a raccolta i suoi associati. Comprendere per cambiare non è solo il titolo della serie di appuntamenti di alta formazione avviata nel 2014 a Treviso, ma anche una filosofia per compiere il proprio percorso di imprenditori. Nelle nostre aziende noi dobbiamo sforzarci di poter usare tutte le tecnologie, perché noi non possiamo conoscere il mondo in tempo reale se non siamo capaci di usare i mezzi che ci sono a disposizione. Quindi noi dobbiamo fare di tutto anche nel nostro sistema associativo per accompagnare le aziende, le grandi, le medie, le piccole, a capire che queste nuove tecnologie dobbiamo assolutamente, anche chi fa €1 milione di fatturato, dobbiamo assolutamente essere connessi con queste nuove tecnologie digitali, è fondamentale. Molto spesso noi siamo innovatori di prodotto, ma dobbiamo essere anche innovatori di processo. Il digitale direi che è veramente un modo per andare sempre di più verso il mercato, avendo comunque una grandissima attenzione verso quelli che sono anche i propri fornitori e la filiera interna. A Treviso, Comprendere per cambiare, in 5 edizioni ha registrato 7.000 partecipanti in oltre 40 incontri. L'evento di Padova, un dialogo tra arte, teatro, antropologia e impresa, aperto a tutta la cittadinanza, ha inaugurato il nuovo ciclo 2019 con l'obiettivo di fornire spunti, idee e chiavi di lettura originali. Quando abbiamo avuto la ottima idea di strappare una penna all'occa e di usarla per cominciare a scrivere, abbiamo cominciato a scrivere 5 volte più veloce di prima. L'Europa si è riempita di cancellerie in un tempo brevissimo e gli equilibri di potere sono cambiati. Noi non ci rendiamo ancora conto di quanto lo strumento nuovo sia uno strumento dominabile, però quando lo avremo più controllato il risultato sarà fantastico. Come ogni venerdì siamo ora al momento delle previsioni del tempo per i prossimi giorni con il generale Giancarlo Iannicelli. Sentiamo ancora gli effetti marginali dell'azione del ciclone, dell'area ciclonica che ci ha interessato in queste ultime ore. Comunque si allontana e anzi si fa avanti un'alta pressione di origine continentale, questo farà migliorare sensibilmente il tempo. Cosa vuol dire in pratica? Avremo un fine settimana all'insegna del cielo nuvoloso o molto nuvoloso, quindi questa nuvolosità irregolare che ci interesserà per tutti e 2 i giorni, però poi senza fenomeni, ecco, quindi non avremo precipitazioni se non nella seconda parte di domenica, quando sarà probabile qualche breve e isolata precipitazione, ma un fatto sporadico in quanto poi la settimana proseguirà all'insegna del tempo stabile. Le previsioni a lunga scadenza ci dicono che poi per la vigilia di Pasqua e per Pasqua dovremmo avere un po' più di instabilità, quindi non esclusa qualche precipitazione, ma questo è da confermare. Comunque poi Pasquetta dovrebbe essere all'insegna del tempo stabile, quindi senza precipitazione. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature minime 10-11 gradi, le massime dai 16 ai 18 gradi, per finire l'Alta Adriatica è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto.
Spettacolo benefico domani sera, sabato a Zero Branco a Villa Guidini, con inizio alle 20:30, in scena una performance che coinvolge varie forme d'arte, poesia, musica, ballo, pittura. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alle associazioni Amor Domus di Porcia di Pordenone e allo sportello Sonia Antiviolenza. Ed ora la nostra programmazione, perché torna anche questa sera, come ogni venerdì, il programma 40, che ha riaperto gli archivi televisivi di Antenna 3, luoghi e temi di ieri ma anche di oggi, come per il Teatro Comunale, con il ricordo di un clown che è stato anche un po' il simbolo di Treviso. Fotogrammi di una Treviso che non c'è più sfilano nello sfondo di una maschera che è il simbolo di un'epoca, di una città. Lacrima al secolo Arturo Malossi ricorda la spensieratezza del veglioncino dei bambini al Comunale, quando non c'era tecnologia a isolare le giovani generazioni. Ricorderemo questo personaggio nella nuova puntata di 40 e con lui ripercorreremo le vicende del Teatro Comunale, dalle dimissioni del suo più grande sostenitore, il senatore Mazzarolli, alla protesta in mutande dell'orchestra sciolta nel dissolversi di una struttura che non era più a norma e che per questo non poteva essere riaperta. Vicende di ieri per suggerire il domani di questa istituzione, che a breve aprirà un nuovo capitolo della sua storia. Così come per il Parco della Storga, che rivedremo quando era centro di cura dell'allora ospedale psichiatrico. E ancora ritroveremo un volto televisivo che ad Antenna mosse i suoi primi passi, che l'hanno portata al suo quotidiano dall'altra parte del globo, in quel mondo sfavillante ma tremendo di Hollywood e dell'America sconfinata. Tutto questo e molto altro stasera dalle 21:15 su Antenna 3 con 40, una storia di tutti, tutti in una storia. Tra pochissimo vi lascio a 20:10, in studio l'onorevole Raffaele Barato di Forza Italia e Giovanni Zorgi, segretario provinciale del PD di Treviso. È tutto, grazie per essere stati con noi. Il meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Ci attende un sabato ancora piuttosto grigio sulle nostre regioni e non si esclude anche una lieve instabilità, ma vediamo il dettaglio del 13 aprile. Sul Veneto il cielo sarà a tratti coperto, anche se non mancherà qualche schiarita più soleggiata. Con il passare delle ore saranno possibili dei piovaschi, specie sui settori montuosi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà molto nuvoloso ma in genere sarà più asciutto al mattino. Dal pomeriggio qualche precipitazione sparsa, in genere di debole intensità, sarà possibile un po' dappertutto. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Andrà meglio nella prima parte della giornata, successivamente avremo nubi in aumento, anche con isolati rovesci via via più diffusi entro la serata. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.